Tu dimmi quante sono le vie che percorriamo senza chiederci il perché. Tu dimmi quante follie per non sporcarsi mai le mani d'amore. Tu dimmi amore quante ore passate a guardare più in là, quando accanto avevi chi ti amava e non ti bastava. Dimmi quante volte hai viaggiato solo per dimenticare chi sei. Tu dimmi quante volte hai gridato per non fermarti ad ascoltare solo un po'. E alla fine cosa rimane? Vogliamo viaggiare soli in questo mare. Chissà dove andremo e chi ci cercherà. Ma alla fine ci sei tu, che mi rubi un sorriso, sei solo tu, solo tu. Alla fine ci sei tu, che mi rubi un sorriso, sei solo tu. Alla fine ci sei tu, nei tuoi occhi ogni stella è un sole che illumina qua giù, solo tu. Rigorosamente dal vivo questi due bravissimi musicisti, cantanti, bravissimi veramente, complimenti ragazzi. Ma adesso indovinate che abbiamo in studio Aldo, Giovanni e Giacomo, ma ve li presento dopo, guardiamo il servizio. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Mira perché mi hanno scritto e mandato mail e telefonato queste tre persone che adesso vi farò vedere, dicendo che sono disperati, che sono su un garage e non ce la fanno più. Ecco qua. Allora, prima di tutto salutiamo Renato. Ciao Renato. Ciao. Ciao. Poi c'è Walter. Ciao Walter. E poi c'è Roberto. Ciao. Allora iniziamo da Renato. Allora voi mi avete scritto, mi avete telefonato dicendo questa non è vita, noi non ce la facciamo più perché dormiamo su un garage, tutti e tre, perché non avete lavoro. Cosa è successo nella tua vita? Io ero in affitto e c'è quello, il padrone di casa non ha rinnovato il contratto che era sotto mia madre è andata via e sono rimasto Che lavoro facevi Renato? carpentiere io. Sentiamo Walter. Walter non è di Mira, basta guardarlo. Però te sei un sardo, però trapiantato a Mira da qua a 25 Mira. anni. Cosa facevi di lavoro Walter? Sempre il carpentiere Anche tu saldatore. carpentiere salvatore. E strano
Perché dicono che non si trovano saldatori, com'è sta storia allora? Perché mi sono fatto male e quindi quello che facevo io non riesco più. Ho capito, però qualche lavoretto riusciresti Qualche a farlo. lavoretto lo faccio. Però va in cerca di lavoro e non trovi neanche tu. Esatto. Hai incontrato Renato e vi siete messi assieme. Quanti anni hai, Walter? 57. 57. E poi c'è Roberto. Roberto invece è pensionato, vero Roberto? Così almeno mi hai spiegato. Sì. Tu hai una pensione di 700 euro, sì. che è quella che vi permette di vivere tutti e tre Tutti assieme. e tre assieme. Però cosa succede? Voi volete una casa. Sì. Io sarei disposto anche a pagare un affitto, Sì, cerco quello sì. casa, però quando entriamo non ce la danno. Allora, com'è sta storia? Perché mi sembra che le case li diano a tanti e di più, anche se si presentano che non sono proprio... Ma su questo discorso non vorrei parlare, No, perché di fuori robe Dici grosse. quello che te Comunque là adesso in questo momento in casa a chi che non ha nessun reddito, mica ho un piccolo reddito che ho, mi vuoi darne perché se altre persone prima dominate, o del colore o non del colore, a niente non mi da niente. Ma ti oltre diciamo al comune, ai servizi sociali, si torna in cerca anche per agenzie trovare... Sono là in cerca, Cosa dici? niente, con tante agenzie, col comune non mi voglio neanche sentirne parlare. Come che ne ha risposto? A me a volte dice che a volte. Cioè te va dentro e ti dici mi cerco una casa in affitto, Con l'aiuto del comune invece... anche poi ti tenga una pensione, Sì, perciò ti potresti pagare anche l'affitto, sì, perché sì, prima roba sì, se- sì. E invece niente. dopo noi sta detto che se troviamo una macchina, una piccola aiuto ne dà anche al comune, ma però per il momento Non arriva niente. né picco né gamma. Ma ora voi altri che chiamava Mirella e ricevete, cosa sei che domandai? Che a peo sei che te fatti? Niente, se è possibile avere anche un piccolo appartamento per 3 persone che se rangiamo cagnati, diciamo non il 100% perché è possibile, ma magari il 70-80% delle ranze per conto nostro. Ma l'aiuto non avremo. Che lavoro facevi? Carpentiere anche a me, ma un carpentiere ho fatto fiare di tutto veramente. Come mai sto garage? Da dove sono salta fuori sto garage? 6 euro regolari, non 6 euro regolari? Come sono sto No, garage? siamo regolari, siamo irregolari tutto Ah, in quanto, tutto. in tutto. Era il garage sei qua sotto? Sotto qua. Perché ti sei ottimista, Roberto? La vita ti vedi sempre anche col bicchiere mezzo pieno. Sì, no? perché siete due persone che sono come fratelli, forse di più di fratelli. Perciò io si fido di me, mi fido di Iorido e questo ci dà un aiuto che se demo. Perché è una bella storia, è una storia un po' strana trovare 3 uomini che si sono messi insieme, i va d'accordo, però... Non so che non ne piace le donne, ma è meglio. Siamo Punto qua. ai semo bene, Sì, che quando si capisce male... Mamma mia, Roberto. lasciami stare su che roba. Però andai d'accordo, Sì, sì, così. Ecco, vedo che bello, l'amicizia, ecco io sono qua per dimostrare che la solidarietà dove può arrivare anche come amicizie. Ed eccoli qua in studio, allora Roberto Mazzon, Renato Mazzon, Roberto Pagano e Walter Diani. Eccoli qua i nostri Aldo, Giovanni e Giacomo. È una storia bellissima. Perché ve l'ho raccontata? Perché in questo momento dove tutti si odiano quasi, io ho trovato questi 3 uomini, specialmente tu, dai, sei anche commosso un pochino, lui ha una pensione e non riesce a staccarsi da questi 2, ormai puoi chiamare fratelli. Loro vogliono stare assieme perché si trovano bene, proprio si fidano di loro 3, però non riescono a trovare una casa. Giustamente lui dice io pagherei anche l'affitto perché ho una pensione, perciò è un affitto anche sicuro, però non riescono ad averla. Io spero che questa sera riusciamo a trovare qualcosa, poi io mi metterò in contatto anche col sindaco Dori che io conosco, che è venuto anche in trasmissione, perché io penso che in un momento così buio, così brutto, dove ne sentiamo sempre di tutti i colori, ma brutte storie, sentire questa storia di questi 3 uomini, il sardo, 2 veneziani, De Mira, che gli piace le donne anche se si insieme, però cosa succede? Non riesce a trovare una casa, ma vuole stare assieme, perché lui potrebbe benissimo, tranquillamente trovarsi un appartamento da solo e lasciare loro 2. Perché non ti lascia? Perché quanto bene vivo, ma bene non nel senso, proprio questa fratellanza che avete, questo amore fraterno che vi lega così tanto. Da cosa è nato? Niente, è tanti anni che ci conosciamo e siamo sempre stati tanto d'accordo tutti e 3. Tutti e 3 carpentieri? Sì, beh, io e lui lavoravamo insieme, Sì. io e Walter. Tu e Walter? Sì, abbiamo lavorato più di 20 anni insieme, cioè 15 anni, 20 sì, 20 anni fa.
Vedendo queste immagini, Renato, cosa hai provato? Siamo stati anche in Vedendoti... trasferta assieme, siamo sempre dati d'accordo. Vedendo le immagini che ti ho fatto vedere, cosa hai provato nel rivedere questa scena? Tutti e tre, bei allegri un po'. Bei allegri, cioè delle volte però non è... avendo che dobbiamo combattere per avere queste cose qui. Bisogna combattere, Sì. bisogna tenere duro. Tutti e tre Allora, insieme. Roberto, e tu cosa vuoi dire? Come mai questa unione così forte? Io quel giorno che vi ho incontrato eravate belli, sorridenti, cioè nella disperazione, nella tristezza, voi pensate dormono e vivono in un garage che noi non abbiamo potuto farvi vedere, che giustamente è un garage privato, cioè voi siete fuori a regola di tutto, solo che mi posso trovare, io rimetterò a mia, se è una roba grande la mia, però questa bella amicizia, ecco, in un momento brutto, questa vera amicizia di questi tre uomini. Perché siamo... Guarda che ancora la lacrima, ciao, guarda. Capita, dai. Siamo corretti. Siamo corretti. Per amici. Beh. E sinceri, delle volte se ne Beh, che diciamo discorsi. parole, è logico. Però i veri amici arrivano. Ma quando che andai dagli assistenti sociali, dai servizi sociali, appunto che ti dici, dico anche a sta pensione che non sei proprio bassa tua pensione, No. perché se una vita del lavoro ti gasti due soldi, che sei 700, però che No, ti quello permetteria, di più, però, vabbè che te me so, spiegare, ecco, però no. questi soldi ti permetteria di pagare un affitto, però neanche pagando non riesci a trovare una casa. No. Secondo te la cosa si dove chi vi dice di no? Una idea che te si fatto? Voglio dire sincera, stessi qua apposta. perché c'è gente che piuttosto di dare, come noi altri tre che siamo a posto su tutto, diciamo, e altre persone E ti non che ti hanno trovi un reddito giusto? meno più piccolo del nostro, andiamo via tutti e tre biciclette, Sì. e state via BMW, Mercedes e più anche l'aiuto, secondo te. e a tutto quanto. Niente che potremmo fare qualcosa più di io, niente da fare. Ascolta, sta Riviera del Brenta che dice che è così ricca, è possibile non trovare un lavoro pari orido? Cosa sei che te pensi? No, a me non ho neanche ricerca. No, vabbè, ma è orido. Ghisaria, solo che devo fatica a trovare questo Se momento. fatica a trovare in Devo questo fatica a trovare momento, sto non vedi momento. lavori in No, corso. no. E ti che ti vieni da Sardegna, che ormai hai tanti anni, però tornare al tuo paese non ti senti più, cosa sei che te fa restare qua e non ritornare da dove che te sei nato? Perché anche là è la stessa situazione, lì Anche non là c'è lavoro. Non c'è lavoro neanche No. là. Ma Farebbe meno fatica a trovarlo qua che là. Tutto quello. Ma ti senti con i parenti ancora là, hai qualcuno? Sì, oppure... sì. Ecco. E la tua vita cosa è nata sta storia? Tu facevi anche tu il carpentiere, eri sposato, Ero sposato. eri? Dopo il divorzio praticamente mi ha mandato fuori di testa grazie a sto divorzio che mi ha causato un casino di problemi. Cioè dove noi altre donne così mettiamo, eh? Siamo forti, Se Andiamo fuori di sapessi. testa, E piano piano sono andato sempre in degrado. Però è nata questa amicizia forte. Tu da poi ci siamo sardo sempre senti incominciati. proprio questa amicizia, come la senti, questa vera amicizia? Perché lui dà una vera amicizia. Beh, è chiaro, perché se non senti amicizia e non ti fidi della persona che hai a fianco non c'è Bisogna fidarsi. dici tu. rapporto. Bisogna fidarsi. E tu da cosa è nata questa amicizia? Com'è nata? All'improvviso cosa hai deciso nella tua vita? Tu hai detto appunto sei andato via di casa, Sì. avevi questa pensione e poi hai incontrato questi amici. Ma i problemi le volte non li sapevo tanto, sapevo più di tutti qui da Renato. Dopo siamo ritrovati perché siamo sempre, noi in bar a bere, perché ci troviamo in giro, camminando, e abbiamo cominciato a parlare dei nostri problemi. E noi ritroveremo se riusciamo in tre. In buono non abbiamo fatto niente, siamo aggiunto con Renato. Non c'è due senza tre? Resta meglio il solito Aldo, Giovanni, Giacomo. Ecco. Aldo, Giovanni e Giacomo. E proveremo di tre. E invece niente, neanche quei tre. Manco di tre. Ma il proprietario di sto garage, cosa sei che vi dice? Perché Non dovete sa neanche fuori. chi siamo i proprietari. Non sa neanche chi che sei? Cioè se andai dentro e via, Come trovai il Porta Verde? che vai a trovare il porta Non è verde. da oggi che siamo là su. Anche già 2 anni che siamo là. Sa, 2 anni che sei là e nessuno si è venuto. Ma i vicini, come sei che vi vedi i vicini? No, I vicini che di solito sono sempre quelli, i guarda da lì alla finestra, li vedo bene. No, sì, tutti quanti lavorano veramente. Ho visto che il giorno che sono venuto a chi vi Vedi, era guardava. Dino, Sì, è vero. No, è come un fratello. Come avete? Dopo altri che siamo tutti amici.
Ma secondo te i casi che ne sarebbe Mira da poter trovare una casetta? Sì. Guarda, Telisi? se ne vedo 10 di quelli che si liberi, compro un appartamento per tutti. Te compri, vedi tu? Se vedo quelli che si liberi, me ne sei una No, ma marea. se te avessi anche soldi sono convinta che te ritornissi un appartamento. Sì, beh, io perché, sì. ecco, Sì. come ho capito che tipo che te si So che tanta gente è abituata al sedere, non dico discorsi, te è sa. sbagliato. Non sai che sia storia Se di... nati tre sono essere proprio tutti in che sistema là. Ah sì? Sì. E allora ti una peu che te vuole lanciare, oppure sì, Sì, cosa che te voglio no, voglio mandare? lanciare mica cosa, ma lo posso. Cosa vorresti tu lanciare? Non voglio neanche più parole per queste persone qua, però non ve ne ho altre. Ma come si fa a vivere su un garage? Perché è dura vivere su un garage, eh? Sono cose dure. Chi sei il cuoco? Ah beh, sardo, cosa è il tuo piatto, quello che ti fa... Quello dai. che c'è si mangia. Sì, ma vabbè, ma poi cosa che ti sei bravo a fare, cosa sei che te ne proponi, dai. Ma Se mi vengo là sul garage, poi si mi mette dentro anche a me, cosa sei che te mi fa bagnare? Porta da mangiare e poi lo cucino. Ma però ne manca il cubo con la ballerina dentro. Ah, ti manca il cubo con la ballerina dentro, ma sarebbe mia male. No. Allora, visto che ti manca il cubo con la ballerina dentro, ti faccio vedere un'altra roba, visto che si sta fatto i Cavalieri della Repubblica, perché il 2 giugno là il Cavalierato. Sì. Guardate chi hanno premiato tempo fa, qualche tempo fa. Guardiamo. Cavaliere Mirella Tuzzato, consegna il sindaco di Treviso e il prefetto di Treviso. Al Palazzo dei 300, alla speciale onorificenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la nostra Mirella Tuzzato per il suo impegno nel sociale. Allora, questo premio io lo dedico a tutti i volontari, perché se lo meritano. E dopo la rituale foto di gruppo, Mirella, emozionata e felice, già pensa ai prossimi obiettivi. Come donna sono orgogliosa perché ce ne sono veramente poche rispetto agli uomini. E poi è un premio importante perché è un premio che va dato non a Mirella Tuzzato ma al mondo del volontariato, della quale io faccio parte da tanti anni, perciò io questo premio proprio lo dedico a loro che se lo meritano, che in silenzio, con tanti problemi, aiutano le persone in difficoltà senza mai chiedere niente. Ecco, queste sono le vere persone che dovrebbero essere premiate. Come ci si sente ad essere Cavaliere della Repubblica? Che cosa vuol dire per te? Vuol dire che sei a cavallo e che devi ancora galoppare. Ecco qua la Mirella che ha ricevuto questa onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Sapete perché ve l'ho fatta vedere? Perché proprio appunto sabato ci sono state queste onorificenze, però qualcuno dubitava di quello che mi avevano dato, allora ve l'ho fatto vedere, siccome mi piace la trasparenza, non mi sono sognate, non sapevo neanche che me lo davano, non so neanche che ha fatto il mio nome, però sono orgogliosa perché sono poche le donne che ricevono questo premio Cavaliere della Repubblica ed è un premio importante, però io in quel momento ho voluto proprio donarlo con loro, anche se non tutti hanno presenti, al mondo del volontariato, questo mondo bellissimo, quello pulito, quello di prima linea, quello che non riceve mai niente, ma che con un sorriso viene ripagato e questo è molto importante perché avete sentito anche questa sera, anche prima con i servizi che vi abbiamo fatto vedere di questo appartamento bellissimo, bellissimo nel senso che accoglie le persone in difficoltà e dà loro un po' di serenità in un momento terribile di malattie, di bambini operati, trovano una casa. Pensate questa donna cosa ha creato, io ringrazio ancora di essere esistita, di aver dato questa cosa bellissima e sono diventate delle case famiglia vere e proprie. Però un'altra cosa che io adesso volevo capire nella sofferenza, perché qui abbiamo un altro ospite, si chiama Angelino Gamba. Angelino ha una storia direi particolare, perché Angelino sta lottando con tutte le forze per avere ragione su una cosa che secondo lui gli aspetta di diritto, ma sta spendendo soldi di avvocati, di tutto per aver ragione. Spiega un po' Angelino cosa è successo. Praticamente mi è morta una bambina che mancavano 2 mesi. Quanti anni? No, stava per nascere. Stava per nascere una bambina. Hanno fatto degli errori perché ci sono 3 perizie, però hanno cambiato 2 cartelle cliniche, non una, 2, cartella clinica e cartella ginecologica.
per confondere le acque, si sono avvalsi di bravi avvocati, maestri. Quando è successo questo, Angelino? Pensi nel 99. Nel 99, e stai ancora lottando? E ci stanno massacrando in tutte le maniere perché non accettano loro di perdere, in senso perdere non è una vittoria, certo. Era solo avere rispetto, non hanno rispetto neanche della morte di una bambina, non hanno rispetto di nessuno. Inutile. Ma tu cos'è che chiedi allora, Angelino? Scusa, che il processo vada fatto con le carte giuste, no con le carte. Hanno cambiato le carte, si pensi che ha cambiato le carte dalla Cassazione, dal fascicolo penale della Cassazione. È sparito? Io ho scoperto che hanno modificato le carte e non trovi avvocati che vanno contro tra di loro. Tu hai detto io voglio venire in trasmissione perché ho una rabbia dentro, non trovo giusto. 19 anni, pensi lei? 19 anni che stai lottando. Questa è una solo perché poi avevano cercato di licenziarmi, io lavoravo all'Ulse. Ah, tu lavoravi all'Ulse? Avevo cercato di licenziarmi perché avevo segnalato delle cose che non andavano bene all'obitorio, perché mi hanno obbligato all'obitorio dopo 3 mesi morta la figlia. Ma allora in questo nuovo governo, Angelino, adesso secondo te... Guarda che ho scritto a tutti, guardi ho scritto a Di Pietro, ho scritto non so qua, l'unico che mi ha risposto è Napolitano, una volta aveva detto che faceva verificare, la magistratura che faceva verificare, più sentito. Non è successo niente. Oltretutto dopo 3 giorni mi è venuto addosso un giostraio, senza fanali, potevo uccidere, i carabinieri non hanno fatto verbale. Ma quello che tu chiedi qual è? Perché vuoi questa giustizia? Perché voglio che sia rispettato, che la morte della figlia sia riconosciuta che è stato un errore, non che vogliono a tutti i costi, in tutte le maniere girare le carte, addirittura cercare di dare la colpa a noi. Ma tu quando vai a rapportarti anche con i dirigenti, cos'è che ti dicono? No, chi si rapporta? Non ha neanche coraggio. Esagliano, l'ho scritto, ma lui... Non ti ha risposto? No, risponde sempre, oltretutto ecco. Io gli ho scritto, no, l'ultima lettera non ha risposto, io chiedo che risponda con la sua firma, non con gli altri, perché io mi firmo sempre. E troppo, non possono dire che la cartella non è modificata, perché... prima dicono che era scritto che avevano fatto autopsia in corso, cosa vuol dire? Sì. Che dietro, no, dopo dicono che non l'hanno fatta, che se facevano quella non c'era niente da dire. Ma cioè tu sei qua questa sera per chiedere capito? Giustizia allora? Giustizia perché l'hanno fatta l'autopsia, ma se io lavoro là so come funziona, l'hanno fatta e poi nascosto tutte le carte. Non ho problemi, io ho chiesto di essere denunciato, alla procura non è che l'ho chiesto... non mi denunciano, no, se no viene fuori tutto il marchio. Purtroppo sono l'unico, mi dicono tanti all'ospedale. Ma secondo te allora la giustizia non funziona? No, la giustizia proprio non esiste per me, nei miei casi proprio non esiste, perché per me parlano le carte e dopo non sono, le ho detto anche a lei per telefono, non accetto più quella famosa frase che vengono a dire i senatori, quello che è la certezza della pena. Ma quale certezza della pena? Noi abbiamo la certezza della pena, i medici quelli là che certezza hanno? Hanno nascosto tutto? Noi, non solo noi, tutti, chi subisce il danno alla certezza, esiste in Italia la certezza della pena. E anche un'altra frase, perché io parlo chiaro, non è che mi faccio rimbambire dai senatori, anche l'altra frase che dicono cane non mangia cane, forse non hanno capito che quella frase là è una frase da cultura mafiosa? O sbaglio? Cane non mangia cane, cosa vuol dire? Che se lei è un mio amico io non faccio niente? Tu mi hai detto cambia la musica ma i suonatori sono gli stessi. Non sbaglio, io vado sempre di proverbi, cambia la musica ma i suonatori. Non ci credi ai nuovi suonatori? No, perché li ho tastati tutti. Sasai è considerato uno dei meglio o no? Tu cosa ti senti di dire sentendo queste cose così? Ti viene un momento... Perché meglio che ti stai zitto anche te? Sì. Se no vieni qua quando andiamo fuori le porte via tutti. Ma perché dopo se parlo mai, ora è meglio che mi tenga. Ma cosa non verso che io, per carità, non capito. Anche a te ti dici che non c'è giustizia? Non mai sta giustizia, anzi, sì, la giustizia è per chi? Per i mafiosi che basta, paniati inocenti. E ti Walter? Scusa Sappa. Anche per me. Anche per te è la stessa roba? Sì, perché la legge non è uguale per tutti. Eppure è scritto la legge uguale per tutti, bello in grande anche che si vede. Ma per qualcuno è più uguale. Per qualcuno è più uguale, ma secondo te cosa che vuole? Ora avvocati fuori di avvocati importanti oppure i politici giusti che ti portano avanti? Nel caso mio non serve niente, basta che uno tiri fuori le carte. Ma un avvocato semplicissimo, ma siccome io seguo le cose, tutti i miei avvocati erano d'accordo con la controparte, è normale lei.
hanno fatto il processo civile su un documento che non esiste. E non si è mai accorto la mia avvocata. Mai accorto? Mi sono accorto, non esiste. Non esiste. Le testimonianze sono false perché sono fatte su un documento che non esiste, gli atti. Cosa vuol dire capire in quel momento che ti ha perso una figlia? Perché cosa è che si prova? No, lo dicevano quando perde una figlia che le fanno, cosa dicono? Sì, che anche Zaia le ha detto che è supporto psicologico, e noi ci hanno dato veramente un supporto psicologico, ci hanno rovinato la vita. Lui se mi ha rovinato la vita perché noi, oltre a mangiare soldi, la figlia poverina che ha 20 anni è venuta su sempre con... Noi siamo stati bravi a non farlo pesare, però non è una cosa che uno può portare, nessuno resiste a una cosa del genere. Quanto dolore c'è che te ha dentro di te? Dolore, sarebbe qua, avrebbe 20 anni, sarebbe qua, non è che fosse morta ci sono le prove, bastava farla nascere, si pensa. Bastava farla nascere. Bastava farla nascere, lo dicono le prove, e volevo girare che siamo noi che non abbiamo fatto gli esami che dicevano loro, ma qua bisogna provare, chi non prova non può capire. Ma secondo te nessun avvocato vorrebbe prendere in mano questa storia? No, l'hanno preso, ma erano d'accordo con loro, così, con gli avvocati sui. Ma fai delle accuse pesanti? Perché ma non ho problemi, sono scritte, sono dentro la procura, ma sta scassando, guarda io quello che ho scritto. Gli ho detto l'obitorio, truffavano, io l'ho scritto, hanno scritto tutto, non ho problemi di dirlo. Zaia, se vuole sentire veramente un infermiere onesto che è stato, le dico io punto per punto come succede agli ospedali. Se vuole darci una copia del mio, lei che parla sempre di anziani. Sì. Io avevo 24 anni nel 79, nessuno voleva, avevo un anno che avevo cominciato all'ospedale, nessuno voleva andare, hanno fatto sciopero i buoni, veneti, nel 79, per andare in lunga degenza. Forse non sa che prima del caso di riposo c'era... Sì, lo so. C'era solo la lunga degenza. Allora le dico solo questo, che quando... eravamo io, un altro si chiamava Fantinato, era a 24 anni come me. Sì. Ma io sono andato, la mia caposala non voleva che andassi via, voleva che stessi là, ha detto tu stai qua. No, perché eri un bravo infermiere? No, le piaceva che io lavoravo, io ero abituato nelle fabbriche, no. E mi ha detto, allora, cosa volevo dirgli adesso? Mi ricordavo sempre le parole, mio papà mi diceva sempre, ricordi che la ruota gira. Sì. E avevo detto, io vado, no, perché sono anziani, che discorso è? Non volevo andare perché erano anziani. Hanno fatto sciopero, nel 79, se lei si fa tirare fuori le carte del lusso di Bassano, vedrà che hanno fatto sciopero. Allora, ha capito? E io, dopo tutto poi certe cose me le dica perché lei non si rende neanche conto quando vengono in trasmissione che le contano le storiette. Ma è meglio, guardi. Para, ora fermo una roba, visto meglio del meglio andiamo a vedere il nostro banco solidale, che quello è proprio meglio del meglio del meglio. Mai veramente euro. Diamo un po' di numeri oggi. Beh, io ti do solo i numeri del totale che abbiamo, gli alpini hanno raccolto 8 tonnellate e 28 kg di merce che naturalmente qui va via bruciata. Allora, abbiamo raccolto a Crespano del Grappa, Maserata sul Piave, a Villa d'Asolo, a Campocroce di Mogliano, ad Arcade, Vittorio Veneto, Tarzo, Pieve di Soligo, Ponte della Priula, Castelfranco, Veneto, Mansuè, Quinto di Treviso, Chiarano, Codognè, Conscio di Casale sul Sile, San Vendemiano, Giavera del Montello, Zero Branco, Treviso, Lugugnana, Portogruaro, Favaro Veneto e Musile sul Piave. Quindi un po' tutta la Marca abbiamo toccato. Sì, sono stati generosi, sia chi ha raccolto ha dato il suo tempo e anche i supermercati e anche i clienti dei supermercati. Cosa è arrivato? Di solito la pasta è quella che viene più numerosa, però questa volta c'è stato anche abbastanza caffè, zucchero, riso, olio, omogenizzati per bambini, pannolini. Hanno fatto una buona raccolta, tonno, anche tanto tonno è arrivato, una buona raccolta. L'importante era che non venisse tonnellate di una cosa e niente di un'altra cosa. Quindi abbiamo insomma una cosa abbastanza omogenea. Sì, di diversi tipi, ma tutto continuamente. Ecco, dire siete soddisfatti? Quindi? Sì, molto, quindi possiamo accontentare molte persone appunto perché abbiamo un po' di tutto, non solo pasta o riso, abbiamo di tutto come ha detto Galliano e la gente è molto felice di avere un po' di tutto. Abbiamo gradito molto il tonno, lo sgombro e le scatolette perché c'è gente che non ha il gas in casa, quindi non hanno di che cucinare e le scatolette già pronte fanno molto comodo.
Ecco, sono arrivati anche altri prodotti ieri. Sì, da Forno Asolo sono arrivati due o tre bancali di biscotti buonissimi che integriamo sulla borsa, poi anche la pizzeria Sant'Agostino che ci offre ogni settimana della pizza al taglio che integriamo sempre sulla borsa settimanale. Quindi una borsa sulla quale ormai non manca più niente? No, c'è di tutto e di più e vedo che le persone sono contentissime di quello che diamo. Eccomi, abbiamo anche una colazione particolare, cos'è? Allora io intanto devo ringraziare Romano e sua mamma Emiliana, guardate che collezioni di Ferrari di tutti i tipi, nuove, che ci hanno portato per i nostri bambini. Guardate che collezione, penso che una collezione del genere difficilmente si possa trovare, perciò io devo ringraziare veramente Romano e Liliana perché è un regalo non grande di più. Ecco Manuela, come stai intanto? Sì, benino, cioè, domani mi devono operare il cuore, speriamo bene che sia l'ultima volta che vedo l'ospedale perché bene, ho un po' di paura però. Ma che è un'operazione difficile? Domani mi spiegano tutto, mi devono chiudere il buco nel cuore. Il problema è la testa, speriamo che vada tutto bene perché mi devono scoagulare, speriamo bene. Allora salutiamo intanto Manuela e i suoi ragazzi, noi stiamo seguendo, speriamo che tutto vada bene perché Manuela se lo merita proprio. Purtroppo questa giovane donna ha avuto un ictus e dall'ictus è partito tutto il male del mondo, non c'è niente da fare. Quando qualcosa deve arrivare dicono apri la finestra, ma è meglio che apri tutta la casa perché entra. Vedendo queste immagini, questo banco solidale, cosa ti viene a pensare? Quanto utile è avere anche un banco solidale nella città per aiutare le persone che non ce la fanno? Un mese fa, c'era Marghera, sono da Coppa da Renone, sono stato dai 7 mesi della mattina fino alle 7 della sera. E cosa che tu hai fatto? Niente, un sacco, ho fatto 2 camion di roba, 2 furgoni di roba. 2 furgoni di roba. Siamo stati contenti, qui che va a lavorare e qui che non va a lavorare, siamo stati veramente contenti. Perché per fare solidarietà c'è anche bello, perché tu ti senti ripagato, è vero? Non ripagato, perché non fa problemi, ma soddisfazione che hai avuto. Sì, soddisfazione ripagata che portava sempre questa roba, io ricompravo per io, e dopo me ne dava anche a noi altri. Ma secondo te la gente è solidale? Penso al 99% sì. Anche a me penso. Non tutti però. Ciò che non dico chi, però non posso dire. Perché chi sei che te volessi dirlo tutti? Dai. Perché tu sai qualche nome. Perché dopo mi porta a Santa Maria Maggiore. Si porta a Santa Maria Maggiore. Beh, vengo a portarti a borsa là, dopo venivo a portarti. Hai una razza te volte. Infatti, a te cosa hai detto vedendo questa solidarietà, ti da sardo, da persona anche veramente di una certa cultura? Noi siamo solidari. Voi siete solidali. Come cultura. Ci si aiuta sempre l'uno con l'altro. Ci si aiuta sempre l'uno con l'altro. Ma non ti viene voglia di tornare a casa in un momento così difficile, vedere se magari non vuoi neanche tentare? No. Io ho già provato. Hai già provato. È dura? È inutile. Ma secondo te qui siamo razzisti? Dimmi la verità, come la vedi la situazione? Tu che vivi qua al nord, come sei stato accettato? No, non siamo razzisti, ma ci portano a farlo. Ci portano a farlo. Perché secondo te? Perché molte volte vedo le cose che dovrebbero essere corrette e invece pensano a incasinarti di più. Cioè vedi che la bilancia non è uguale non per tutti? Non è uguale allora. per tutti. E questo ti fa male? Questo mi fa incazzare. Ti fa incazzare. E tu Renato cosa vorresti dire? Niente, che come ha detto lui, no? Perché penso di avere più diritto noi che ai 40 anni che avevamo la residenza, avere un posto dignitoso dove ci possiamo lavare i nostri bisogni, cioè tutto. Sì, tutto quello che serve a una persona. Invece di dare a altre persone che ci dicono che noi non abbiamo i requisiti, penso che ma in un paese diciamo anche piccolino così, com'è che la gente vive questa situazione indipendentemente dai vicini? In generale, quando vi spostate, come vi vedono? Beh, cioè, a parte che
siamo sempre sul solito luogo, non è che ci spostiamo tanto, dunque ormai ci sanno già che siamo là e ma c'è qualcuno che vi ci porta danno qualcosa? qualche mano, sì. C'è qualcuno che vi porta, sì? Sì, no, c'è qualcuno che ci dà qualche mano. Cioè Ma che su ci dà... sto garage che aveva un mobile, come è sto garage? Cosa che aveva combinato? Dai, contami, dai. Fare anche io non puoi Non te puoi dire queste robe proprio... Ma che c'è un Fiat Mobilio? Sì, che aveva portato qualcosa? Sì. 2 anni che sei là. Sì. E l'inverno come sia stata? Quei coverte. Sì, poi senza riscaldamento, senza niente. Sì, il riscaldamento no. Adesso se va bene perché è più fresco adesso. Adesso si stanca bene, non serve neanche l'aria condizionata. No. Vedi. Però loro vedete che in questa disgrazia che hanno, chiamiamola così, loro sono sereni. Ecco, forse è proprio questa amicizia che li unisce, questa sapere che c'è qualcuno vicino a te, che non sei solo. Anche questo aiuta o sbaglio? Sì, questo sì. Non sentirsi solo, io sono convinta che tu hai aiuta. paura di stare solo, stai piuttosto così ma in compagnia. Sì. No, preferisco così. Sì. Che no, datti solo magari. No. Perché la vita da solo è terribile, per chi che non si è abituato. Anche perché hai bisogno di un aiuto, te qualcuno che marito dà. Certamente. Se non te la non te io cosa fatto? Perciò tu dici io continuerò a lottare per vedere se riuscirò a trovare questa casa. Allora noi chiediamo se qualcuno, ecco ci metto la faccia anch'io, se qualcuno ha una casa noi paghiamo l'affitto, ecco noi siamo anche vicini perché è giusto aiutare anche queste persone. Però sono convinta che il sindaco qualcosa può fare, vediamo cosa mi dice la prossima settimana. Perché sei così pessimista, Walter? Noi siamo pessimisti. Io sono ottimista. Prima delle elezioni Maria Monti. Vi avevano promesso qualcosa? Maria Monti. Fate il percorso qua, là, sposta, prima di finire a Marghera vedrai che troveremo l'appartamento per tutti e tre. Hanno scritto che mi hanno trovato casa, hanno scritto che mi hanno trovato lavoro. Sul Gazzettino mi sembra. Sì, perché loro sono stati anche, è venuto Chisaldo Giovanni Giacomo, famosi. Sì, ma scrive sul Gazzettino. E hanno scritto tutte queste cose qua. Lavora io, dopo mi dice, mi darà l'appartamento sui garage e mi ha spostare. E lavoro, non so che lavoro chi abbia là, perché non lo so, era cosa scrivi. Cioè che ha scritto una roba che non era vero. No, non lo fia. E ieri mi sotto elezione. Perché hai articoli, Ecco. per tutti gli articoli del giornale. Ma se tu andati che vale che non è mia proprio così, sta roba. Ma io perché ho visto che io, perché bisogna anche solo dire che non possiamo dormire in garage, ma chi c'è venuto? Lasciamo stare. Però sei ancora là. Sì, ma chi c'è che ne cava? Senti che storia qua. E adesso se dopo mattina mi butta fuori cosa fai? Biaghi mi trova al posto prima. Biaghi mi trova. Biaghi ti trova. Se no mi fuori una guerra stavolta. Se no mi fuori una guerra. Non te muovi, lo so, lo so, secondo Doberman. Mai? Bisogna che ne dai una buona uscita adesso. Bisogna che ne dai una buona uscita, bravo. Roba, giusto? Sì, perché non aspetto del diritto. E ora vediamo se sia buona uscita. Mantenere le promesse che hanno detto prima delle elezioni, non chiacchiere. E ora vediamo anche per questo Bully City che c'è, questo filmato, vediamo cosa succede. Nel mondo online le parole scorrono veloci e vengono spesso utilizzate con leggerezza, dimenticando il peso e le conseguenze che possono avere nella vita reale delle persone. Ecco allora perché si è deciso di dar vita al primo dizionario online scritto con l'aiuto dei ragazzi vittime di questo spregevole atto. Bullictionary si rivolge in particolare ai giovani tra i 10 e i 14 anni, una fascia d'età considerata particolarmente a rischio, e alle loro famiglie, che non sempre sono informate in maniera adeguata rispetto al fenomeno. Queste parole saranno poi accompagnate delle storie vere che vengono raccolte da Informatici Senza Frontiere, e l'obiettivo è appunto, insieme a una parola, far capire attraverso una storia che effetto può avere. Un modo per raccogliere e monitorare le parole più utilizzate dal bullo in rete e grazie alle agenzie Generale Italia rivolte alle famiglie per informare, sensibilizzare ed educare sul cyberbullismo. Ormai ci sono tante persone che ritengono che questo sia uno dei problemi principali sia nella vita sociale dei ragazzi che nella scuola, e quindi su questo vogliamo intervenire con tutte le nostre forze, sia quindi con i nostri dipendenti, con i nostri agenti, per portare in campo la maggior potenza di fuoco che possiamo per dare una mano alle famiglie. Gli incontri nelle agenzie di Generale Italia contribuiranno a supportare l'azione educativa e preventiva delle famiglie grazie al team di esperti composto da informatici e psicologi. Con l'obiettivo di aiutare sempre più i ragazzi che ne hanno sempre più bisogno. Lo smartphone è uno strumento di tutti i giorni per loro e anche per noi, ma spesso né noi né loro lo sappiamo usare in modo sano. Tutti potranno contribuire al progetto candidando una o più parole sul sito e partecipando agli incontri sul territorio.
E di questo argomento vorrei parlare con questi due giovani musicisti. Come avete vissuto questo cyberbullismo? C'è? Lo vedete? Se ne è parlato troppo? Non è così proprio grande come si pensa? Oppure c'è veramente questo bullismo? Io l'ho anche studiato all'università perché ho fatto proprio una parte di un corso che riguarda il bullismo, il cyberbullismo, proprio perché è una realtà che esiste, nel senso non è forse nulla di nuovo, però le vie che si trovano le persone se le prendono per fare del bene e fare del male, insomma. Ma secondo te da cosa è dovuto questo bullismo? Forse dalla famiglia, manca la famiglia, c'è poca scuola, secondo te come lo vedi? Allora, puntare il dito su qualcuno non è mai giusto, nemmeno sulla persona, nemmeno sul bullo, perché il problema che si crea, io penso sia sempre il problema di un sistema che non va bene, di mancata coordinazione tra la famiglia e la scuola, per esempio. Chi ci dice che le scuole e le famiglie comunichino come si deve, per esempio? Questo è un grande... E secondo te sarebbe molto importante che la scuola comunicasse veramente con la famiglia? Insomma, l'adolescenza è un periodo delicato, per cui è necessario che questa comunicazione tra il ragazzo, la scuola, la famiglia, sono un triangolo, che non sia sempre di conflitti, la scuola che dà i brutti voti, la famiglia che non educa, cioè combattere in questo senso non serve a niente, secondo me, piuttosto pancia a terra e... Ma secondo te non è forse il branco che fa sì che esista il bullo? Perché il bullo senza branco non esiste? Il branco è normale che le persone stiano in gruppo, bisogna educare il branco, come lo chiama lei, a rispettare gli altri. Anche questo, degli interventi a scuola che non siano delle lezioni frontali, ma degli interventi di comunità all'interno delle scuole. Spesso il branco sta all'interno delle classi o tra varie classi. Unire queste cose qui, insomma, si può fare molto, basta comunicare. Sentiamo. Ha ragione a dire che è più una cosa di gruppo, sinceramente. Poi il cyberbullismo con i cellulari è anche molto più facile, perché non sei direttamente faccia a faccia, e quindi diventa molto più facile per il bullo esprimere e bullizzare di per sé il ragazzo che è nella fase. Secondo te cosa si potrebbe fare per aiutare questi ragazzi a crescere? Perché di sicuro sono molto infantili, questo non ci piove, ma secondo me sono anche delle grida di aiuto che loro fanno, c'è un qualcosa dentro di loro che vogliono gridare al mondo intero, perché non sono capiti, hanno delle famiglie atroci delle volte, nel senso che se ne fregano altamente di loro. Come aiuto, secondo me, studiare con hobby, fare qualcosa che non sia passare tutto il giorno a casa, anche perché molto spesso, come appena citato, le famiglie potrebbero essere il problema stesso, quindi andare fuori di casa con altri ragazzi nei centri, anche l'oratorio per esempio, o fare sport, come noi la musica. Cioè, ce ne sono di cose, ma è la famiglia, secondo me, è la scuola che deve aiutare, bisogna proprio prendere per mano questi ragazzi. Esatto, bisogna abbandonarli e lasciare loro stessi. Per esempio un genitore può dire che lascio la scuola dalle 8, vado a prendere alle 4 di pomeriggio, quello che sia stato non lo so e non mi interessa neanche. Questo è molto una problematica che bisogna sistemare. Però io dico una cosa, che ci sono anche dei bravissimi ragazzi e anche forse più maturi di quello che pensiamo. Guardiamo i bei genitori. Stanno entrambi molto bene, sono andato a trovarli poco fa. Michelangelo è nato alle 3:48 della scorsa notte, quindi non questa ma quella prima. È stato un parto naturale. Negli occhi e nella voce tutta la gioia di essere diventato papà, anche se ha solo 18 anni, Gabriele, come la sua Noemi, la giovanissima mamma passata dai libri di scuola alla sala parto. Un amore nato 1 anno e mezzo fa tra i banchi del Duca degli Abruzzi, liceo di Treviso che entrambi frequentano e che ora festeggia il nuovo arrivato con striscioni e fiocchi azzurri. Una storia seria con un progetto di formare una famiglia, quello di Gabriele e Noemi. Certo, non si aspettavano che arrivasse così presto, ma la vita riserva tante sorprese ed i due giovani hanno affrontato la gravidanza e ora la nascita del piccolo Michelangelo con grande responsabilità. Sono molto contento di essere diventato padre a 18 anni, perché è uno sprone per me, per dare tutto a me stesso e di impegnarmi in un progetto familiare che alla fine è il bene verso la vita, piuttosto che magari perdere tempo in stupidaggini. Anche io ho fatto le mie ragazzate, le mie esperienze quando ero più giovane, ma sono contento di quello che ho fatto e non sento il peso di diventare genitore e quindi la responsabilità, anzi ne sono contento e Noemi l'ho preso. Nessun rimpianto per il passaggio forzato all'età adulta, ma il grande entusiasmo di affrontare questa nuova meravigliosa avventura, anche se solo a 18 anni. Diciamo che è iniziare la vita con il botto, perché abbiamo appena messo piede nella vita e già ci troviamo con un figlio. E devo dire che però questa è una grande opportunità. Gabriele Zanusso ce la sta mettendo tutta per affrontare le nuove responsabilità. Al mattino va a scuola, al pomeriggio lavora part-time in un negozio. Noemi Savarese, studentessa modello, vorrebbe frequentare l'università. Intanto, nell'immediato c'è un'altra prova da affrontare, l'esame di maturità. Lui a giugno, lei nella sessione riservata di settembre. Una prova impegnativa, ma sicuramente meno difficile di quel mestiere che nessuno insegna, diventare genitori. È un'altra storia molto bella. Poi avete visto come la scuola, i ragazzi si sono proprio stretti in un abbraccio grandissimo attorno a questi suoi due compagni e hanno un affetto enorme. Allora vuol dire che se li grattiamo un po', questi ragazzi sono anche buoni. Cosa dite? Cosa vi fa vedere? Questo giovane che diventa papà, però si sente anche in grado di essere papà e dice io farò di tutto per fare il mio meglio, per far crescere bene il mio bimbo. Beh, io ho avuto l'esperienza di mio papà e mia mamma che a 19 anni sono stati i genitori di mio fratello. E devo dire che da come mi hanno raccontato è stata anche per loro una cosa ben voluta
penso che sia proprio bello e soprattutto per i coetanei anche che ci sia questo aiuto di compagnia nell'aiutare questi due giovani ragazzi, insomma. Ma se si vuol dire che un ragazzo anche di 18 anni può essere un vero uomo, un vero papà, non vuol dire l'età. Secondo me non vuol dire l'età, ma più che altro la responsabilità e la maturità. Quello è. E tu cosa vuoi dire, vedendo queste bellissime immagini, queste belle parole che ha detto Gabriele? Se ci vuole coraggio, io penso. Non credevo che una persona... che mi viene da dire. Allora, vedere una ragazza di 18 anni che la pensa così fa strano, perché dici, cavolo, siamo abituati oggi ad avere figli a 40 anni e lui invece ci mette tutto il coraggio che può, gli auguro tutto il bene, non l'ho mai visto, abita praticamente vicino a casa mia, ecco. E niente, c'è anche altro al di là dello studio e di queste, diciamo, cose, c'è anche la vita, insomma, lo penso, allora, lo insegno. vostro altro, cosa c'è nel vostro futuro? Quali sono i vostri programmi futuri? Vediamo cosa ci dite, dai. Poi parlo per dai ragazzi, dai. Che bello sentirvi parlare, dai. Il nostro futuro, cioè il mio futuro è quello di creare famiglia, fare come lavoro il musicista a tempo pieno e poi come futuro di remoto stiamo facendo un album con l'Audio Music. Ringraziamo appunto il maestro Gianni African che ci ha dato questa opportunità, anche perché lo salutiamo e ringraziamo. Esatto. E anche perché appunto in un mondo un po' che è molto difficile per noi giovani esprimersi con la musica, soprattutto perché è facile andare a fare un video di YouTube e mettere musica un po' diciamo, cioè, sempliciotta, e mentre cercare di raffinato il canto anche italiano è dura, e infatti con l'aiuto appunto dell'Audio Music del maestro. Ma l'ispirazione quando create questi bellissimi brani che abbiamo sentito, da dove è dovuta? Cos'è che vi ispira? Cioè la natura, un gesto? Da cosa viene questo amore per la musica da scrivere poi questi bellissimi brani? L'amore, per quanto mi riguarda, viene dall'amore, cioè nel senso io sono fidanzato e sei anche fidanzato? Sì, da 2 anni a questa parte che quello che scrivo riguarda lei, e d'altronde insomma è così, si cerca di unire musica, poesia e si cerca anche di donare amore in questo senso. E quando sentite di questi ragazzi che uccidono le loro ragazze, ragazzi giovani, che fino a ieri andavano d'accordo, che si amavano, poi all'improvviso questa follia cieca, questa scheggia impazzita che parte, cosa ti senti di dire? Cosa succede nelle vostre, secondo te, cosa succede a questi ragazzi? Cosa succede? Perché è un problema veramente difficile, però dobbiamo affrontarlo con voi. Succede che ritorno sempre all'idea di prima, che non si comunica, e quando non si comunica si crea una bolla di incomunicabilità, per cui non si parla, non ci si capisce, si litiga, si parla a caso senza veramente capire qual è il punto della questione. Bisognerebbe forse, ma lo dico per mia esperienza, tranquillizzarsi e ammettere le proprie colpe, ciò che si è sbagliato, e ricominciare sempre dall'inizio. E tu Roberto, che senti queste cose, cosa ti viene da dire di questi bulli, poi di questo giovane papà, tu che hai una certa esperienza, diciamo, cosa ti sei sentito? Questo proprio, beh, i bulli se forse... Il papà Gabriele è proprio bello, è un bel papà? No, ma sì, assolutamente, ma poi il fatto di bulli dipende forse tutto dai genitori. Dai genitori secondo te? Cioè cosa che manca, cosa che mi dare questi genitori? Anche i genitori sono peggio di fiori. Che cosa che secondo te cosa dovresti fare questi genitori per aiutarti a fare questo meglio? Come che facevano a tempo in tuo papà cosa faceva il tempo in derivata? La frusta. Ah, che aveva frusta? Sì. E quando non ti comportavi bene, cosa arrivava frustata? Tu hai gambe nere. Hai gambe nere? In arco del boio ma come lo vedevi tu sto papà? Cattivo perché faceva questo, non possiamo del poi, cosa hai detto? No, era però. Era un carattere tutto particolare. Un carattere sì, tutto particolare. Se aveva torto, doveva avere ragione. Ecco, io ho usato che ero piccolo torto. No, io non esagero, E Renato, cosa ti senti di dire guardando queste immagini di Gabriele, devo parlare di sti bulli, cosa che ti senti di dire? Niente, questo Gabriele ha fatto la società. Secondo ti funzionerà il matrimonio o no? Vedendolo così, vai via di sì, dopo non si sa mai cosa che succede. E ti Angelino, cosa ti senti tu di dire? Vedendo queste robe, parlando prima di quello che avevamo parlato, di quella disgrazia che ti sei capitata. Mi sento dire che beato lui. Beato io, cioè ti dici che la nascita è sempre una bella roba. Dire che ti viene. E sui bulli cosa ti senti tu di dire sui bulli? Come una volta ti mettevi a pianta, sta facendo su bene, non ti vedo ormai. Bulli, tutti i bulli qua, ti dici che ancora ti vedi in macchine, ti sono, ma no, provati tutti, ma certo. Non c'è più rispetto alla persona. Non c'è rispetto? Non c'è più rispetto. Ti manca questo, si sente che manca questo, vero? Una volta un anziano dire mi ricordo adesso, neanche sono unico. Niente. Dico, questo trovo perché non ho 20 anni, qui che ti già capisco quello che sapeva la vita. Io ho trovato un altro mondo, qui che crea adesso robe. E magari qua una volta vai a tutta terra, adesso cos'è o no? Case, non devo neanche si immagina che era un fossetto. Cioè ti dici che una volta la povertà era una roba proprio che povertà è la ricchezza divide. Comunque voi pensate una roba che non tutti gli avvocati certo
Esatto, di bravi avvocati, sì, no? Però una buona parte. Una buona parte E sì. spero solo, questo mi interessa, che Zaia sia andata a fare, a farmi avere la cartella clinica ginecologica della signora avvocata, lui se non dice il nome per me. Vabbè, meglio no. No, è meglio Vabbè, no. ma insomma dai, dicevo che... Non ve lo dico per rispetto, perché è sta l'unica che ha avuto lei che non c'ha, se poi giudici la gara. Vabbè. E allora, con queste parole, con queste immagini, io chiedo veramente, salutando tutti i nostri ospiti, grazie veramente, in bocca al lupo. Vediamo con che brano ci lasciate, come si intitola ragazzi questo brano? Il brano si intitola Senza di te. Allora finiamo proprio in bellezza. E mi senza di voi altri cosa farò? Ma... Mi lavori? Mi devi dire cosa devo fare, se devo stare a guardare o impazzire. Mi devi dire come puoi pensare che io possa stare calmo mentre gli altri ti stanno a guardare. Che dovrei fare? Ti dovrei legare e ogni volta che passa qualcuno lo dovrei arrestare. Ma senza di te io non so che fare, sbiadisce ogni colore, la musica non può respirare. Senza di te non ho che sole parole, come petali senza un fiore, smarriti durante un temporale. Quindi dimmi cosa devo fare. Ti dovrei dire cosa c'è di male, ma tanto che vuoi è solo un gioco, si fa per scherzare. Ma tu non capisci, hai in mano un cuore che batte, che corre fino a deragliare. La tua indifferenza, la tua agitazione sono peggio del fumo, dell'alcol, malattie velenose. Ma senza di te io non so che fare, sbiadisce ogni colore, la musica non può respirare. Senza di te non ho che sole parole, come petali senza un fiore, smarriti durante un temporale. Quindi dimmi cosa devo fare. Veneti schiacciati o hanno schiacciato i veneti? E tu, ti senti schiacciato? Guarda Rete Veneta, canale 18, 21 e 15,